parlare col cuore, trovandoci nel cuore della Sardegna e in uno di quei territori che è nel mio cuore, nel senso che io non sono sardo di origine, però sono dell'interno, come voi, sono di paesi di montagna, mio padre è bergamasco e mia madre è originaria del Tirolo, e quindi comunque in Sardegna ho sempre più apprezzato i territori dell'interno e quelli montani, e mia moglie in questo caso è di Nuoro, e quindi comunque sia mi sento molto più a casa qua che nei territori costieri più conosciuti o turisticamente diciamo conosciuti. In questo caso il mio ricordo in primis va a quelli che sono stati i primi maestri che mi hanno fatto amare questi territori, su tutti Antonello Monni, che oggi non c'è più e che è stato il mio primo maestro da quando avevo praticamente 10 anni e che mi ha fatto conoscere per primo il Gennargentu, già appunto dal 1979-80 e che mi ha di fatto instillato questa curiosità per approfondire la conoscenza di questi territori e delle genti di questi territori. La prima volta che di fatto venni da solo qua fu nel 1985, io avevo 16 anni, e partii alle 5 del mattino con un pullman da Cagliari, arrivai a Desulo, da Desulo salì fino a Tascussi e da lì con i miei amici partimmo per la traversata del Gennargentu invernale, che durò 3 giorni e ci portò fino alla stazione di Villagrande Strisaili, dove riprendemmo il trenino verde per ritornare a Cagliari. Quello fu il primo approccio profondo di conoscenza del vostro territorio, nel senso che precedentemente avevo semplicemente fatto delle piccole escursioni. In quel caso invece cercammo di approfondire meglio le conoscenze del territorio. E racconto questo perché durante quell'escursione, che durò 3 giorni, conoscemmo tante persone in montagna. Tante persone e successero anche delle cose molto curiose. Incontrammo casualmente anche un reparto armato inglese che in quegli anni, non so per quale motivo, però faceva degli addestramenti militari sui Gennargentu. E ci imbattemmo in queste persone. Incontrammo tanti pastori che ci ospitarono negli ovili. Faceva molto freddo, era il mese di febbraio, nevicava e ricordo che comunque sia la situazione era molto rigida, perché dormimmo per 3 notti in tenda ma sulla neve, quindi comunque erano situazioni difficili. E a partire da quelle prime escursioni ci fu poi uno sviluppo di le attività più di carattere scientifico che iniziavano con i miei studi universitari e che mi portarono poi a più riprese a frequentare il Gennargentu in particolar modo e i territori limitrofi in compagnia, come ricordava Anna, di persone che oggi non ci sono più, come Nino Aru, e ho dei bellissimi ricordi, per esempio, della moglie di Nino che dopo un'escursione la sera ci portava in montagna il caffè caldo, per esempio, o escursioni fatte per esempio con Angelino Conciu, che è qua, che ci ha raggiunto, che è di Oliena ma è un innamorato del Gennargentu, è un fotografo naturalista con cui noi abbiamo da oltre 30 anni condiviso escursioni e esperienze su questa montagna, e poi con tante altre persone che nel tempo abbiamo avuto modo di conoscere e di amare come in questi luoghi, e quindi in particolar modo Anna e Daniele che mi ha accompagnato e ci ha accompagnato durante le escursioni che
continuiamo a realizzare in questi territori e che non sono più state escursioni solo con amici o compagni di viaggio, come direbbe Domenico Ruiu, ma con gli studenti e poi con i colleghi, e quindi da qui l'idea di poter cercare di far conoscere questi territori anche a tutti i nostri colleghi che in ambito europeo lavorano sulle stesse tematiche ma in altri contesti montani. E questo ci ha portato di fatto a organizzare Summer School di dottorato, nel 2009 un convegno mondiale sulla scienza della vegetazione con oltre 500 persone, e quest'anno invece la riunione del progetto Carme di Flora, che mira alla conservazione della flora delle isole del Mediterraneo. Quindi diciamo che nel tempo siamo riusciti insieme a crescere, a strutturare rapporti di amicizia, a conoscere insieme questi territori, non solo la flora, non solo la vegetazione, ma anche tutti gli aspetti che qua sono ben rappresentati dal punto di vista fotografico e che sono gli aspetti archeologici, storici, culturali, e che portano quindi a comprendere l'importanza di questa biodiversità che è fatta di 1000 sfaccettature e che è una biodiversità antropica in primis. L'UNESCO nei giorni scorsi ha di fatto riconosciuto l'importanza e il valore anche dei muretti a secco, e questo è di fondamentale importanza, quindi io non mi concentrerei sugli aspetti strettamente botanici, seppur dal punto di vista botanico va riconosciuto che il Gennargentu insieme al Supramonte rappresentano i due territori più ricchi in assoluto di tutta la Sardegna. Sul Gennargentu di fatto nel corso di questi decenni abbiamo descritto tante specie nuove, esclusive di questi territori, e quindi in particolar modo la prima specie che ho descritto qua sul Gennargentu è stata l'Astragalus gennargenteus, a cui poi hanno fatto seguito la ruta alla marmore, che abbiamo descritto per Sussusciu, il Garofono gennargenteus, Dialgus gennargenteus, e poi l'Echium accusoides, e più recentemente il Senecio morisi. Quindi sono già 5 le specie esclusive di questi territori che abbiamo descritto in questi anni, ma ve ne sono tante altre che ancora attendono la descrizione, e così come tante specie nuove dal punto di vista botanico ci sono tante altre peculiarità che sicuramente in futuro dovranno essere studiate con maggior dettaglio. Quindi io, nel ringraziarvi ancora una volta per il premio che mi avete voluto concedere, che non vedo solo mio ma vedo più in generale un riconoscimento per l'Università degli Studi di Cagliari e in particolar modo per l'Orto Botanico e il Centro Conservazione di Biodiversità che rappresento, mi auguro che appunto questo possa essere, come diceva la sindaca, il primo passo che ci possa quindi portare in futuro a sviluppare una collaborazione sempre più forte a vantaggio di chi vive in questi territori, dei territori stessi, e per cercare di farli conoscere non solo con eventi come quelli di oggi o di questo fine settimana e quindi di Cortes Apertas, ma in un contesto che vada ben oltre un fine settimana. E quindi quello che come università mi sento di dire è che noi scendiamo dal nostro piedistallo dell'Accademia, ci caliamo nei territori e siamo disponibili a viverli insieme a voi e insieme a voi a proseguire un cammino che ci possa portare a uno sviluppo sostenibile delle comunità e di questi territori stessi. Quindi ancora un grazie di cuore per questo riconoscimento.